20 miliardi di euro. E questo è il peso del doppio dissesto delle banche popolari veneti, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, secondo le stime contenute nella relazione conclusiva della commissione d'inchiesta regionale approvata dal Consiglio regionale Veneto. Una cifra sconfortante, ha detto il presidente della commissione Maurizio Conte, sottolineando la necessità di sostenere le imprese e il tessuto economico ferito da questa vicenda drammatica. Ma a fianco del sostegno all'economia, ha aggiunto, occorre avviare l'azione di responsabilità sia nei confronti del management e dei membri dei consigli di amministrazione, ma anche di chi non ha svolto l'opera di controllo, da Banca Italia alla Consob. Il presidente della regione Luca Zaia, dal canto suo, ha invece richiesto una task force di magistrati in Veneto specializzati in materia finanziaria per fare chiarezza su responsabilità e addebiti, e l'autorizzazione di Banca Italia alla finanziaria Veneto Sviluppo perché possa intervenire con un fondo di rotazione e un mini bond a sostegno delle imprese messe in ginocchio dalle operazioni cosiddette baciate, ovvero quelle che prevedono che la banca finanzi il cliente solo dopo la sottoscrizione di titoli o azioni dell'istituto. Zaia ha anche anticipato un provvedimento regionale che autorizzi i cittadini depauperati dall'azzeramento del valore delle azioni nelle quali avevano investito i loro risparmi ad autocertificare la diminuzione del proprio reddito patrimoniale ai fini dell'ISEE, e anche l'aumento da 300 a 500 mila euro del fondo regionale a sostegno delle spese legali dei risparmiatori e delle loro associazioni, e infine la richiesta di affrancare dalle imposte di bollo le operazioni di acquisto e vendita di azioni bancarie che ormai hanno visto azzerato il loro valore.